Amici sportivi, ben ritrovati con un'altra puntata di Pianeta MSP. Siamo pronti a raccontarvi tutte le finali che si sono giocate sabato 18 maggio e partiamo subito con darvi qualche anticipazione perché come sappiamo si è concluso il 33esimo campionato provinciale MSP e ad alzare la coppa per il terzo anno consecutivo sono stati i ragazzi del Futsal Veroma. E durante la puntata vi racconteremo appunto di tutte le finali. Il Bure Doc si è portato a casa il primo posto e la Coppa Pianeta Calcio 5, mentre la Svapo Monkey ha alzato la Coppa di B, Trofeo Vini Spada. Infine il Valaia invece ha vinto i Playout Trofeo Sport Fusion. Ma adesso vi racconteremo nel dettaglio tutte le partite subito dopo una carrellata dei nostri sponsor. Ostilio Mobili, dal 1968 arredamenti delle migliori marche. La zona giorno, con divani e pareti attrezzate, la cucina, moderna o classica, completa dei migliori elettrodomestici. La zona notte, dove la comodità va a braccetto con stile e funzionalità. Per tutta la casa, scegli Ostilio Mobili, dal progetto alla realtà. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Veneta Cucine, il futuro è lo spazio più bello da progettare. L'ultima giornata del 33esimo campionato provinciale MSP si è disputata interamente sabato 18 maggio all'interno del Pala AGSM AIM, tranne che per la finale della Coppa Pianeta Calcio 5 che si è disputata la sera precedente all'interno della tensostruttura adiacente all'ex Pala Olimpia. Coppa di B, Trofeo Vini Spada. Arrivando così al giorno delle finali, la gara inaugurale è stata la finale del Trofeo Vini Spada, al quale hanno partecipato le migliori squadre del campionato di Serie B. A contendersi il titolo troviamo due tra le migliori squadre della categoria, ovvero lo Svapo Monkey e il Campari Dortmund. E se quest'ultima non è una sorpresa per la categoria, lo stesso non si può dire per lo Svapo Monkey, che in campionato era pure arrivata quarta nel suo girone. L'inizio dell'incontro è coinciso con il classico momento di studio tra le due squadre, che hanno anteposto l'importanza del non prendere gol a ogni offensiva. L'unico episodio degno di nota del primo tempo è infatti stato un palo di Raffaeli dal Dortmund, che però non ha mutato una frazione non certo entusiasmante. Molto meglio invece è andata la ripresa, quando lo Svapo Monkey ha preso in mano le redini dell'incontro, sbloccando il risultato già al secondo minuto con Fabrinetti e replicando subito al terzo con un gol di tacco di Meloni. Il Dortmund, dopo qualche minuto di evidente difficoltà, è riuscito ad assimilare il colpo, riuscendo a dimezzare lo svantaggio con una rete di Carcereri dalla distanza. Le possibilità per pareggiare sono poi arrivate, soprattutto con Maietta che si è letteralmente divorato una ghiotta possibilità. Al 17° minuto è così arrivata la mazzata finale per il Campari Dortmund, che ha subito il definitivo 3-1 da Albertini, che ha così coronato al meglio un'azione di contropiede dei suoi compagni. Da segnalare nel recupero un palo di Gaiga che non cambia le sorti di un Trofeo Vini Spada che è andato così nelle mani dello Svapo Monkey. Una partita che inizialmente è stata in equilibrio, combattuta, poi l'avversario ha preso il via e voi non siete riusciti a trovare la rete?
Allora, noi sapevamo di partire con i pronostici contro. Primo tempo, secondo me, abbiamo fatto molto bene, abbiamo lasciato che l'avversario sgasasse la sua qualità. Secondo tempo abbiamo preso 3 gol, 2 magari evitabili, però tutto sommato, dai, l'abbiamo tenuta fino alla fine. Insomma, li abbiamo fatti rognare, ecco. Siete stati molto sfortunati anche nelle ripartenze, comunque avete preso qualche palo, non siete riusciti a concretizzare totalmente. Sì, è vero, 2 pali, magari qualche occasione un po' più fortunata poteva aiutarci a rendere la partita più equilibrata, anche magari sfiorando il pareggio o arrivare al pareggio. E per il futuro cosa avete in mente? Mantenere la categoria in Serie A2, migliorare come squadra, perché quest'anno la squadra era praticamente nuova, avevamo degli obiettivi che erano non fare campionati indegni, insomma, e invece dai, ce la siamo cavata, promozione, finale, magari l'anno prossimo sfioriamo la finale un'altra volta. Una partita con un primo periodo in equilibrio e poi siete riusciti a svangarla. Sì, con la forza della squadra siamo stati uniti, concentrati e ci siamo sacrificati per i nostri compagni e siamo riusciti a portarla a casa. È stata dura, però ce l'abbiamo fatta tutti insieme e siamo felici di questo. Beh, intanto complimenti per la vittoria e poi volevo approfondire anche la vostra difesa, comunque molto fisica e molto prestante. Grazie. Purtroppo abbiamo peccato più in attacco, come prestanza fisica ci siamo sempre comportati abbastanza bene e anche oggi siamo riusciti a mantenere la nostra porta salda, ma a noi ci mancavano i gol che quest'oggi sono venuti fuori. E per il futuro invece cosa avete in mente? Migliorare insieme, stare insieme, divertirci e continuare per più anni possibile un sogno che sta diventando realtà, insomma. Playoff Trofeo Stilio Mobili. Dopo tanta attesa si è finalmente giunti alla partita più importante della stagione, con quella tra le 2 migliori squadre del campionato, ovvero il Futsal Veroma 2021 e gli Smigolè. Entrambe le compagini hanno gareggiato nel primo dei 2 gironi di Serie A1, chiudendo rispettivamente al secondo e al quinto posto, e questo, unito al fatto che in entrambi gli scontri a prevalere è stato il Veroma, non può che far pensare che siano i 2 volte campioni in carica a essere la squadra favorita. Come nella gara precedente, anche in questa il risultato è stato sbloccato relativamente presto. In questo caso è stato Rizzardi a depositare in rete un assist al bacio di La Torre. La rete del vantaggio ha dato altra fiducia al Veroma, che sembra non poter far male ogni volta che si faceva vivo dalle parti del portiere avversario Valentini. E il raddoppio non si è fatto attendere e ha la firma di Ismaili, che ha dialogato al meglio con Tanquà, sfruttando al meglio gli spazi della difesa degli Smigolè. È terminato così un primo tempo condotto dal Futsal Veroma, sia sul piano del punteggio sia su quello del gioco. Raramente gli Smigolè hanno creato qualcosa di concreto nella metà campo avversaria, senza mettere a referto occasioni da gol. Nella ripresa, al terzo minuto, il punteggio cambia ancora, perché è La Torre che si è messo in proprio, portando i suoi sul triplo vantaggio. Nel minuto successivo gli Smigolè hanno avuto l'occasione migliore, terminata da Bazan sul palo, e nel successivo contropiede hanno subito il quarto gol da Danquan, nella migliore tradizione del gol sbagliato, gol subito. Probabilmente già da questo momento la gara era terminata, con gli Smigolè che proprio non riuscivano a trovare il bandolo della matassa, contro una squadra perfettamente organizzata con ogni giocatore che giocava quasi a memoria. In un calo di tensione è Montresor a segnare la rete della bandiera per gli Smigolè, con un tap-in da breve distanza. Negli ultimi minuti è stato annullato un altro gol agli Smigolè, che forse poteva mettere un po' di pepe nei minuti finali. Qualche tiro è arrivato dalle parti di Lucano, che però non è più stato davvero impensierito. E così il Futsal Veroma si è laureato campione provinciale MSP, staccando così formazioni storiche nell'Albo d'Oro, come Trina Cria, Carrozzeria Contirino, Pizzeria Decò,
MDM San Martino e portandosi quindi in solitaria dietro solo al Corvinul Hunedoara, unico a collezionare 4 titoli provinciali. Non uno dei migliori inizi, però l'avete chiusa comunque onorevolmente. Sì, esatto, no, insomma, eravamo già consapevoli che sarebbe stata gran dura, visto che insomma, noi eravamo un po' in difficoltà con alcuni giocatori assenti e loro gran bravi. Siamo stati bravi, siamo stati in partita finché abbiamo potuto, siamo riusciti a fare un gol, abbiamo avuto anche altre occasioni, siamo stati un po' sfortunati. Insomma, una sconfitta, però dai, siamo comunque contenti di aver perso contro una squadra veramente forte, quindi complimenti agli avversari. Siete riusciti comunque ad arrivare fino a qui, nonostante un inizio di campionato non proprio dei migliori. Sì, è vero, anche lì sempre condizionato dalle tante assenze durante l'anno e per lavoro e per problemi fisici. È anni che facciamo il campionato e insomma è stata una bella soddisfazione arrivare fin qua, nonostante, come hai detto tu, l'inizio insomma un po' claudicante, ecco, diciamo, definiamolo così. E per il futuro cosa prevedete? Bella domanda, bella domanda. Probabilmente l'ultimo anno, poi vediamo, ci troveremo con la società e con gli altri ragazzi e vedremo cosa fare. In ogni caso comunque è stata un'esperienza bellissima, ecco, in questi anni. Complimenti per la vittoria, siete partiti fortissimi e poi non c'è stata più storia. Sì, direi che abbiamo dettato la nostra legge fin dal primo minuto, la legge del nostro tecnico Palu, che ormai devo sempre ringraziare. Loro ci hanno provato, il loro 10 ha anche provato a far uscire uno dei nostri perché era senza parastinchi. Le ha provate tutte, ma mi dispiace per lui, non c'è stato nulla da fare. Bravi comunque, perché per come erano arrivati in campionato hanno fatto un signor piazzamento. Però c'è un ma, avete comunque preso un gol. Lo so, purtroppo non sono riuscito a fare il clean sheet, mi spiace. Vabbè dai, concludo con 2 gol nella fase finale. Va bene, poi se devo prendere un gol sul 4-0 è meglio che prenderlo sullo 0-0, dai, ci posso passare sopra. Insomma, squadra che vince non si cambia, è la terza volta di fila che vincete il campionato e per il futuro? Questa è una bellissima domanda perché sto per dare una grandissima notizia in accordo col nostro presidente, che è il numero 7 Mattia Albertini, dato che la nostra squadra da quando è stata creata e gioca qui in MSP ha vinto tutti i trofei, tutti, tranne la Coppa di B, perché il primo anno abbiamo perso la finale, non sappiamo ancora come, ma l'abbiamo persa. Annuncio ufficialmente l'iscrizione del Futsal Veroma per la stagione 2025-2026 alla Serie B dell'MSP. No, ovviamente sto scherzando, dai, no. Voglio solo far prendere un colpo al mio presidente. No, per l'anno prossimo so già che continueremo, finché l'età tiene, il fisico regge, proviamo sempre a vincere ovviamente. Playout Sport Fusion. Subito dopo sono scesi in campo il Rizza e il Valaia, 2 squadre che da anni ormai calcano i campi MSP. Il Rizza addirittura qualche anno fa era pure riuscito a laurearsi campione provinciale, mentre il Valaia solo un anno fa era riuscito ad arrivare fino alle semifinali del torneo principale. L'essere scesa di categoria non può che aver dato molto fastidio ai giocatori del Valaia, che in questo torneo Sport Fusion sono sembrati un vero e proprio rullo compressore. Diverso invece è il discorso del Rizza, che è tornato a giocarsi le proprie carte in Serie A2, disputando una buona stagione senza però mai poter pensare alla vittoria del girone. Nemmeno il tempo di partire che il risultato è subito cambiato, con Biondani che ha approfittato di una papera del portiere avversario Petras. Alla ripartenza il Valaia non sembra aver accusato più di tanto il colpo, riuscendo a rimanere in controllo, ma senza impensierire più di tanto il portiere avversario Olivieri. Con il passare dei minuti ancora è Rizza a farsi più pericoloso, con Lugo Boni che ha mancato la rete del raddoppio grazie a una bella uscita di Petras, riscattatosi dopo l'errore iniziale.
Nel secondo tempo a farsi notare è la sostituzione, forse prevista, del portiere del Valaja Petras Concilian, che già dopo 4 minuti ha ringraziato la traversa per aver ribattuto un tiro di un pimpante Lugoboni. Il pareggio era però nell'aria e a realizzarlo è stato Tulbure, il bomber del Valaja, che ha fatto tutto da solo, ridando così speranza ai suoi. Nell'ultimo quarto di tempo è ancora il Ritz a farsi sempre più presente dalla parte dell'area avversaria, senza però concretizzare per mancanza di precisione. Si è proseguito così fino al 20° minuto e dopo un'altra rete scialacquata da Lugoboni si è dovuti andare al tempo supplementare. A questo punto la vera padrona è la stanchezza, per 2 squadre che hanno corso davvero tanto in un terreno di gioco che, ricordiamo, è molto più grande rispetto ai campi a cui sono abituati a giocare. Oltre a un paio di occasioni di Biondani, non c'è molto da segnalare nell'extra time e quindi a decidere sono stati i calci di rigore. Dopo un paio di situazioni dubbie in cui il portiere Olivieri si è mosso prima che il pallone si muovesse, comunque ben ravvisati dai direttori di gara, il torneo Sport Fusion è andato al Valaja, che ha realizzato 2 dei 3 rigori a disposizione, chiudendo così la finale sul punteggio di 3-2. Siete partiti benissimo, tanto che nei primi 30 secondi di gara avete subito infilato un gol e poi un epilogo molto amaro. Sì, abbiamo iniziato con il piglio giusto, la partita si è indirizzata subito bene, diciamo che poi la situazione era anche abbastanza sotto controllo a livello difensivo. Diciamo che un paio siamo stati condannati più che altro da decisioni arbitrali alquanto discutibili se non scandalose, ma comunque direi che va bene così. Pareggio loro arrivato su un evidente fallo non fischiato, che sarebbe stato tra l'altro il 6º. Dunque da un potenziale 2-0 ci ritroviamo 1-1 e dopo i calci di rigore un altro epilogo amaro per l'ennesimo campionato e diciamo anche questa volta con decisioni sempre abbastanza al limite dell'incomprensibile, se vogliamo essere abbastanza political correct. Beh, giriamo pagina e pensiamo al futuro. Cosa avete in mente per la prossima stagione? Intanto di prenotare una bella vacanza perché dopo 5 anni che eravamo fermi in generale, perché questo è il nostro primo campionato dopo 5 anni di sosta, diciamo che è stato un traguardo quasi inaspettato perché l'inattività i primi mesi si è fatta sentire, dopo lentamente abbiamo ripreso un attimo confidenza con questo sport, con il calcio a 5. L'anno prossimo ripartiremo probabilmente dalla 1, un campionato più impegnativo visto che quest'anno eravamo in A2, ci confronteremo con realtà più forti e vedremo come va l'anno prossimo. Ok, è stata una partita in cui siete piano piano riusciti a rimontare e avete avuto anche tanta fortuna alla fine. Allora, questa partita è stata molto equilibrata, siamo partiti in svantaggio, poi siamo riusciti a pareggiarla. Abbiamo cercato di ovviamente dare il massimo, non abbiamo avuto cambi, quindi questa situazione andava a influire sulla nostra squadra. Poi stava finendo 1-1 e andare a rigori purtroppo è come andare un po' alla lotteria, è difficile capire chi andrà a vincere. E nonostante ciò siamo felici di riuscire a vincere questa partita anche con un po' di fortuna, lo ammetto anch'io che sono il giocatore della Frecce Valaja, che siamo stati un po' fortunati in questa partita, che va bene anche essere fortunati. La prossima stagione cosa vi riserverà? La prossima stagione spero che riserverà solo cose buone e positive. Quindi rimarrete in Serie A1 e cosa prevedete di fare? Di allenarci di più, di dare più grinta, di giocare divertendoci ma soprattutto anche vincendo, perché quando si vince ci si diverte anche. Coppa Pianeta Calcio a 5. A scendere in campo sono stati il Buredoc e le Giraffe Blu, che sono arrivate a questo finale sorprendendo dopo un campionato in parte da dimenticare.
L'inizio partita è tutto dalla parte del Bure, che nei primi minuti è il vero padrone del campo, anche se le giraffe blu qualche volta si sono fatte vive dalla parte del portiere avversario. Il risultato è stato sbloccato all'11° minuto da parte di Nicolis, abile a finalizzare un contropiede del suo Bure. La rete subita non è però riuscita a smuovere le giraffe blu, che negli ultimi minuti della prima frazione hanno dovuto raccogliere la palla in fondo alla propria rete per altre 2 volte. Una sempre da parte di Nicolis, perfettamente imbeccato da Conati, che ha messo lo zampino anche nella terza rete dei suoi, con il tiro ribattuto dal portiere e poi insaccato da Pasetto. Nel secondo tempo le schermaglie non sono arrivate sin da subito, con le giraffe blu ancora rintontite dalla doppietta presa negli ultimi minuti. È al 7° minuto che Viviani ha realizzato il 4º gol del suo Bure, seguito 1 minuto dopo dal compagno Carlini. La prima occasione degna di nota delle giraffe è arrivata a metà della ripresa, segno di come la partita fosse finita già da qualche minuto. La rete della bandiera è arrivata quando mancavano 2 minuti alla fine del match e il realizzatore è stato Lofti, che ha bucato il portiere avversario con un rasoterra da fuori area, fissando così il punteggio su un definitivo 5-1 a favore del Buredoc, che ha così conquistato la sua prima Coppa Pianeta Calcio a 5. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. E dalla 25ª giornata questo è davvero tutto, noi ci vediamo sempre su questi schermi tra 7 giorni per la puntata su tutte le premiazioni del 33° campionato provinciale MSP.